Si è svolto oggi presso il Long Beach alla Scala dei Turchi a Realmonte un interessante seminario dal tema varietà e potenzialità della costa di Realmonte, patrimonio da preservare e valorizzare. Diversi e tanti e qualificati gli interventi in programma, inserito nell'ambito delle iniziative promozionali del FLAG, Il Sole e l'Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata, in collaborazione con la Regione Siciliana, Dipartimento Pesca Mediterranea, nell'ambito del FEAMP 2014-2020. L'evento è stato moderato dal professor Stefano Tesè. Tanti quelli programmati dalle forze dell'ordine, dalle istituzioni, alle associazioni ambientaliste. A dare il saluto ai partecipanti il sindaco della città di Realmonte, Sabrina Lattuca. Il convegno appunto si inserisce all'interno dei progetti FLAG, nasce qua a Realmonte per creare le sinergie necessarie alla crescita di questo territorio che per la costa fragilissima che abbiamo deve passare attraverso una valutazione attenta sulle criticità che ci sono e con contestuale potenziamento di tutte le potenzialità che ci sono. È chiaro che oggi abbiamo dei relatori che sicuramente possono col Comune di Realmonte attivare quei meccanismi prodromici a un'attenta valutazione e contestualmente, dicevo, si può arrivare alle soluzioni a breve, medio, lungo termine e alle potenzialità in ordine a piani di gestione, piani di fruizione, messe in sicurezze, tutto per avere maggiore flusso, maggiore respiro anche da un punto di vista economico per gli operatori del settore e quindi per il Comune di Realmonte maggiori servizi. È un futuro importante e soprattutto complesso, di una complessità particolare. L'impressione che abbiamo avuto di questa necessità di riunire tanti soggetti proprio si è palesata nel momento in cui abbiamo fatto l'elenco delle istituzioni che a vario titolo hanno prerogative e interessi, diciamo, istituzionali sul nostro territorio, sono tantissimi e quindi è quanto mai opportuno che si trovino dei momenti come questo di questa mattina e anche altri per far sì che tutte queste istituzioni riescano a trovare un punto di incontro in modo che si possano fare delle proposte organiche per risolvere i tanti problemi che ci sono e riuscire a trasformare questi problemi in risorse per valorizzare in maniera adeguata questo nostro bene che tanti ci invidiano per la bellezza e che noi abbiamo l'obbligo come cittadini, le istituzioni e tutti quanti di far sì che questo avvenga nel migliore dei modi. Sicuramente è un momento di una dimensione mediatica enorme. Sono molto fiero oggi del mio territorio che finalmente, si potrebbe dire finalmente, riesce anche ad attirare un contesto che possa realizzare qualcosa di costruttivo nel dare attenzione a quello che noi sappiamo perfettamente essere una costa difficile dal punto di vista geologico, una costa che nel tempo ha dimostrato tutte le sue fragilità, però che sono fragilità che esistono da sempre, quindi non sono un fatto legato solo ed eventualmente all'antropizzazione, ma un fatto del tutto naturale. Quindi c'è da distinguere queste fasi, c'è da distinguere in un doppio ragionamento. Credo che le personalità che oggi convergono sull'argomento siano qualificatissime e sono sicuro, con pieno ottimismo, che da questa giornata di lavori verrà fuori qualcosa di molto positivo per il territorio di Realmonte, per le aspettative della regione siciliana. Oggi la presenza della Guardia Costiera in un evento come questo è assolutamente di rilievo e
è particolarmente importante in considerazione del fatto che la tutela, la valorizzazione del patrimonio, del patrimonio ambientale parte esclusivamente e sicuramente anche da una tutela del territorio. I nostri compiti in ambito ambientale spaziano dalla tutela delle risorse ittiche alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento, alla tutela dell'ambiente marino e dell'ambiente costiero. Quindi è una funzione essenziale nel sistema valorizzazione del territorio e protezione dell'ambiente. FLAG è una società consortile mista pubblico-privata il cui territorio ricade tra Campobello di Mazara e Porto Empedocle. L'obiettivo del FLAG è lo sviluppo del territorio e dell'area costiera, principalmente attraverso degli interventi infrastrutturali e una serie di azioni promozionali sempre sul territorio di questa costa. Oltre al Real Monte avete altri appuntamenti? Sì, noi abbiamo previsto 10 appuntamenti, uno per ogni comune e chiaramente su tematiche specifiche dei territori. E questi appuntamenti noi abbiamo preferito che li gestissero le Proloco in modo da coinvolgere proprio le aree territoriali di riferimento. Oggi la Scala dei Turchi, insomma un must, un bene visitatissimo in Sicilia. Sì, noi già abbiamo fatto la promozione proprio sulla Scala dei Turchi anche a livello regionale, passando degli spot proprio mirati sulla Scala dei Turchi, e prevediamo di fare analogamente tante di queste iniziative su tutte le aree territoriali e le emergenze di questa zona. Mario Amico, ospite di questa iniziativa, ecco, come la valuti e il tuo punto di vista? È stata una buona idea quella di organizzare un incontro con le forze dell'ordine, con le associazioni ambientaliste qui a Real Monte. Infatti ringrazio il sindaco di questo invito. Noi porteremo la nostra esperienza in questo territorio molto importante e strategico della provincia di Agrigento e tutto quello che abbiamo fatto per cercare di migliorare la situazione e far rispettare i controlli in questa zona. Speriamo che sia solo il primo incontro di questo genere, speriamo che nel futuro altri incontri possano migliorare questa situazione e migliorare il rapporto con le amministrazioni. Negli anni voi siete stati sempre molto attenti sulla Scala dei Turchi? Sì, ma non solo la Scala dei Turchi, infatti nel mio intervento dirò non solo la Scala dei Turchi, ricordo a me stesso e a tutti che noi ci siamo tanto battuti per evitare che le barche e i villeggianti entrassero per esempio in una zona a rischio, che purtroppo era veramente a rischio, infatti è crollata la grotta della Madonnina, è crollata, per fortuna ad aprile, se fosse accaduto ad agosto, a luglio-agosto avremmo pianto delle vittime, ma anche la Scala dei Turchi, grazie alla nostra attenzione la situazione è nettamente migliorata, i controlli sono arrivati, purtroppo è intervenuta questa situazione del sequestro che ne impedisce la fruizione, però speriamo anche a partire da oggi di poter prospettare qualcosa di positivo per il futuro. L'essere oggi qua dimostra il fatto che le istituzioni sono vicine al nostro territorio, per noi è importante, la presenza significa per noi avere la sicurezza che non siamo soli, perché come diceva il sindaco il nostro territorio è molto ampio, va dalla collina, va ai 9 km di coste che abbiamo, perché oltre alla Scala dei Turchi questo comune si vanta di 9 km di costa veramente bellissima, della Villa Romana, di tutto quello che è il faro, di tutto quello che il nostro territorio offre. Quindi avere quella sinergia, quella possibilità che le istituzioni siano vicine al nostro territorio per noi è molto importante. E noi come amministrazione siamo un'amministrazione giovane, oltre al fatto che siamo da un anno insediati, abbiamo la volontà di crescere attraverso alla volontà di realizzare e non solo progettare, ma progettare per realizzare, per portare a compimento quello che sono le nostre volontà. Abbiamo oggi una Scala dei Turchi che si pone in una situazione ancora complicata ed è il nostro obiettivo cercare di arrivare a una soluzione che possa renderla fruibile a tutti, per dare quella possibilità di vivere nella Scala dei Turchi, perché questo è il suo valore, è di tutti, non è solo di Real Monte, è un bene di tutti e va valorizzato, va protetto. Ma oltre a questo abbiamo tutto il territorio, il nostro territorio ha un piano regolatore che è stato adottato ed è in fase di attuazione,
Per noi è importantissimo avere questa attuazione, siamo già da 2 anni nella fase di adozione, abbiamo bisogno di avere l'attuazione perché quello fa crescere il nostro territorio. Abbiamo la volontà di, attraverso il piano regolatore, aumentare la nostra popolazione, che già d'estate diventiamo 1/4 di quello che siamo, abbiamo entrate di 20.000, 25.000 persone solo nel periodo estivo. Il piano regolatore ci aiuterebbe molto a valorizzare quelle aree che oggi sono incomplete. Noi da 2 anni siamo bloccati e questo è un aspetto su cui l'assessorato ci deve venire incontro per agevolare finalmente questa attuazione. Oltre a questo poi abbiamo la volontà attraverso dei progetti, come per esempio la volontà di portare la caserma dei carabinieri in un punto strategico della nostra città, che è il centro del paese. Noi abbiamo vicino al comune, vicino alle scuole, una struttura che può essere idonea e adatta all'Arma dei Carabinieri, una struttura che può essere di facile accesso a tutti e che si pone veramente al centro tra il mare e la collina. Anche lì però abbiamo delle difficoltà che sono relative ai nostri accessi come strade, come parcheggi, perché se sulla costa siamo molto aperti ai parcheggi, anche grazie alle collaborazioni con i privati, in paese invece siamo carenti su questo e quindi abbiamo bisogno del sostegno per cercare attraverso magari degli espropri che devono essere naturalmente volti a concordare con i privati, non un esproprio forzato perché non porta mai da nessuna parte quella volontà, a cercare di avere maggiori parcheggi che possono aiutare quindi questa cosa. Se parliamo però oggi di varietà e potenzialità della costa di Realmonte, ma soprattutto parliamo di patrimonio da valorizzare, noi dobbiamo partire necessariamente da un presupposto, che dobbiamo essere credibili. Quindi seminario vuol dire condivisione di obiettivi, di idee, di opinioni, e queste opinioni devono essere tenute quantomeno in considerazione. E soprattutto per poter essere credibili noi dobbiamo avere anche delle tempistiche certe, degli obiettivi futuri su cui dobbiamo necessariamente crescere. Parto da un presupposto che mi appartiene un po' di più, ci appartiene come Arma dei Carabinieri, ed è quello del basso indice criminale del comune di Realmonte. È un comune, tra virgolette, da questo punto di vista, dal punto di vista dell'analisi criminale, tra virgolette virtuoso, perché è un comune con pochissimi reati e questi reati sono furti, principalmente in campagna, sono truffe fatte principalmente da persone di passaggio e sono dei piccoli danneggiamenti. La stazione Carabinieri di Realmonte ha dato delle risposte importanti, tanti di questi reati sono stati scoperti. C'è da dire però purtroppo che tra i reati ne emergono anche altri molto più fastidiosi, molto più subdoli e mi preme evidenziare l'abuso edilizio. L'abuso edilizio è un reato terribile perché viene percepito in maniera negativa soprattutto da chi in questo comune è di passaggio. Dobbiamo dire che grazie al cielo la diffusione della cultura della legalità sta facendo sì che comunque siano sempre meno queste tipologie di menefreghismi istituzionali e menefreghismi personali. La legalità è sicuramente uno strumento di sviluppo, ma è ancora di più uno strumento di rilancio di un'economia. Il turista va necessariamente dove sa di poter stare tranquillo e questo è un passaggio importante. Noi abbiamo un obbligo di garantire a chi è ovviamente cittadino, ma anche a chi è di passaggio, chi è ospite, la tranquillità, la serenità. Se guardiamo in giro a Realmonte, e non me ne voglia il sindaco che mi ha invitato e quindi io devo dire necessariamente determinate cose, noi vediamo che abbiamo una Scala dei Turchi che è una bellezza unica, si diceva la seconda attrazione turistica della Sicilia, ma io direi probabilmente anche la prima. Bellezza straordinaria che però da cosa è affiancata? Pochissimi hotel, una capacità ricettiva pari a 0, pochi bed and breakfast, di questi pochi tanti illegali, pochi parcheggi, come è già stato detto anche dal Presidente del Consiglio, tanti venditori ambulanti, molti chioschi più o meno temporanei perché poi durante l'inverno permangono, mare e spiaggia spesso trattati come discarica.
E allora è necessario farsi un esame di coscienza, noi tutti, e iniziare a valutare quali opportunità possiamo offrire a questo territorio. E ritorniamo nuovamente al concetto di legalità, che anzitutto, oltre a essere una questione etica, quindi che appartiene a ognuno di noi che è ospitato in questo territorio, è sicuramente anche una questione di giustizia, di un aspetto giuridico, raccoglie aspetti economici e necessariamente raccoglie anche una fattispecie di giustizia sociale. Perché nessuno di noi vuole vedere degli obbrobri in questo territorio, nessuno lo vuole vedere trasformato in un cementificio. Allora cosa serve a far crescere la comunità? Servono anzitutto obiettivi futuri chiari, ma anche tempistiche certe. Quando si fa campagna elettorale si presenta un programma, il programma prevede dei punti e quindi obiettivi certi e tempi certi. Soprattutto tanta consapevolezza che va investita nelle nuove generazioni. I ragazzi da qui non devono scappare, bisogna capire che questo è un territorio che offre tantissimo e quindi bisogna rimanere qui, in questa terra, e un plauso a chi investe in questa terra, a chi ci mette anima, sangue, soldi per farla crescere, per far sì che ci sia uno sviluppo economico, di sostenibilità, ma che ci sia anche lavoro. Il compito del contrasto alla criminalità ci appartiene e vi garantisco che molto spesso ci mettiamo la faccia, diventa un impegno quasi personale, una lotta di ognuno di noi con nome e cognome, ma di contro le istituzioni devono essere collaborative, bisogna lavorare d'intesa, deve esserci necessariamente un link che unisca istituzioni, che unisca associazioni, che unisca scuola, chiesa, in maniera tale che si possa costruire attraverso una crescita comune determinante, che dia degli obiettivi futuri, insieme. E allora io qualcosa mi sono scritto perché non voglio perdere il filo e voglio essere certo di dire tutto quello che penso. L'obiettivo di Realmonte, che è una cittadina a vocazione turistica, deve essere quello di offrire un turismo di qualità e sostenibile. Ben vengano i bed and breakfast, ma servono degli hotel, delle strutture ricettive, di chi è in grado di poter spendere dei soldi qui e che li possa spendere semplicemente perché viene a vedere la Scala dei Turchi, un qualcosa di unico, che non esiste al mondo. Fortunatamente abbiamo due importanti evoluzioni culturali, che sono da un lato il rispetto dell'ecologia, il rispetto dell'ambiente. C'è un risveglio culturale, soprattutto delle nuove generazioni, ad apprezzare il bello, ad apprezzare il pulito. Di contro abbiamo anche un importante aspetto, che è quello che il turismo si sta sviluppando sempre di più. Una volta si andava in vacanza d'estate, adesso qui abbiamo turisti tutto l'anno, quindi noi non possiamo concentrarci soltanto su un breve periodo che è quello estivo, dobbiamo garantire efficienza, disponibilità, accoglienza durante l'intero arco dell'anno, soprattutto grazie al clima di cui beneficiamo qui in questa terra. Il sacchetto abbandonato per strada fa schifo, è vero, fortunatamente Realmonte è parzialmente scevro come comune da questa fattispecie di reato, ma l'abuso edilizio è anche peggio, la tettoietta è anche peggio. E allora cosa occorre? Occorre senza dubbio uno sviluppo urbanistico controllato. Questo comune necessita di un piano regolatore, necessita di un PUDM che tenga un piano regolatore che tengano in considerazione tutto ciò che è necessario sviluppare qui, e cioè hotel, parcheggi, strutture di accoglienza, guide turistiche e così via. Sicuramente anche la caserma nuova è un aspetto importante, ma non perché parliamo di carabinieri, perché parliamo di sicurezza. La gente deve sapere che qui c'è una pattuglia che può girare, che non è vincolata all'estremità della cittadina, che può stare qui in centro, che può sostare, che può avere un'area di sosta dove fare dei controlli. Ricordo questa lettura
del Gattopardo, no? Tutto deve cambiare affinché tutto resti com'è, no? Don Fabrizio Di Salina? No, no, assolutamente no. L'evoluzione è possibile ed è possibile nel rispetto delle leggi, che è una cosa bellissima. L'obiettivo principale per cui noi siamo stati chiamati è la possibilità di realizzare un'area protetta in questa costa dell'Agrigentino, con l'obiettivo di preservare i valori paesaggistici e naturalistici. Nell'ambito della mia attività di ecologo marino e già direttore di enti pubblici di ricerca abbiamo studiato questo ambiente trovando delle specie importanti che vanno difese, degli habitat che vanno conservati. Ovviamente la cosa importante è comprendere che la difesa dell'ambiente è una realtà importante che può essere veicolo di benessere, di economia e di sviluppo per un'area, ma non è questo il fine per cui si fa. Il fine è quello della conservazione e a fronte dei vantaggi che abbiamo detto c'è un prezzo da pagare che è quello di adottare tutte quelle regole da un lato per ripristinare la legalità quando manca, pensiamo al bracconaggio, alla pesca illegale, all'uso sconsolidato del territorio, e dall'altro mettere delle regole più stringenti per proteggere un bene prezioso che, come nel caso di Scala dei Turchi, ma tutte le altre marne dell'area fino a Torre Salsa, non appartengono ai singoli, non appartengono ai comuni, ma sono un bene dell'umanità che va preservato alle future generazioni. Massima attenzione. Massima attenzione su tutto, valutare attentamente gli strumenti che si possono adottare per la conservazione, cosa che si reputa importante, che possono andare dai siti di interesse comunitario alle aree marine protette, ma sono dei percorsi che vanno realizzati sulla base di dati scientifici, non soltanto sull'emozionalità dei cittadini e della politica. Io per mia natura mi occupo di pianificazione per competenze professionali e trovo che soprattutto di recente questa attenzione alla fascia costiera ha avuto delle manifestazioni secondo me improprie. Per esempio su Scala dei Turchi si è fatto un gran parlare della procura che è intervenuta per una questione che sarà giusta ma che a me sembra di una banalità eccessiva rispetto allo scopo che è quello della tutela di un sito forse proclamato dall'UNESCO entro breve tempo. Se questo è il tema, è inutile stare a disquisire se la proprietà è pubblica o è privata, perché tanto il regime di tutela o è pubblico o è privata, quello è e quello va mantenuto. Mentre invece l'irruenza certe volte della magistratura fa sì che questo dibattito non avvenga nelle sedi opportune con tranquillità, perché c'è sempre l'incubo che uno possa commettere dei reati che non si sa poi bene quali siano e che interrompono il procedimento stesso della tutela. Allora, quello è l'obiettivo, tutto il resto è un qualcosa che può rallentare il processo per cui siamo qui riuniti, della valorizzazione, perché il privato ha terrore di mettere mano a qualunque titolo sul bene, è cosa che non è giusta. La mano pubblica sappiamo che ha delle debolezze sue, che non ci sono soldi per tutti che bastino, non c'è personale che possa provvedere alla tutela. Questi argomenti vanno trattati, ma non nelle aule dei tribunali. Io sono contrario a questo aspetto. Poi ci sono altri aspetti. Sappiamo che la pianificazione ordinaria, quello che si chiamava piano regolatore, ora si chiama più o meno la stessa cosa, non è ancora arrivata a compiere il suo programma a Realmonte, come praticamente in tutti i comuni della Sicilia. C'è un ritardo nella pianificazione che, essendo generalizzato a tutti i comuni, è responsabilità del governo regionale superare, cioè mettere il comune nella condizione di pianificare il proprio territorio, e non è solo una questione di soldi, è anche una questione di regole e di leggi che evidentemente non sono strutturati in maniera adeguata a quello che serve alla gente e al comune, che poi è il front office dei cittadini, perché il cittadino vede il comune, non vede lo Stato o la regione molto lontano.
e sul Comune gravano le incoerenze, le incongruenze di un sistema legislativo che evidentemente non è adatto a cogliere le bellezze a cui noi con i nostri occhi vediamo che ci siano. Quale migliore sito per parlare di problematiche ambientali, di distese idrogeologiche, di analisi dei rischi e soluzione ai problemi. Come voi sapete, noi negli anni passati abbiamo fortemente impegnato le nostre risorse tecniche, progettuali, esecutive per ridurre i rischi nella scala dei turchi, per venire incontro alle esigenze del territorio, cosa che abbiamo fatto. Ovviamente c'è altro da fare e noi siamo disponibili a accompagnare l'amministrazione comunale e gli altri enti territoriali per appunto venire incontro a queste problematiche. Il vostro ruolo è importante, quello della protezione civile, diciamo, nel nostro territorio, intervenite sempre quando ce n'è bisogno, insomma fate da coordinamento anche alle varie istituzioni locali. Sì, come dice lei, noi dobbiamo fare squadra e coordinare. La nostra attività è essere presenti sempre nel coordinamento. Dobbiamo massimizzare la risposta degli enti, delle strutture territoriali affinché non ci siano sovrapposizioni, non ci sia perdita di risorse, non ci sia perdita di tempo, tempestività, organizzazione e efficienza. Questo è il nostro compito per dare risposta alle esigenze del territorio e dei cittadini. Ecco, come valuta questa iniziativa e il ruolo anche del vostro ispettorato nel campo della natura, della protezione ambientale, di tutto ciò che è ambiente? Allora, intanto sicuramente un plauso al Comune Real Monte per aver organizzato questo tipo di iniziativa. L'Ispettorato Forestale come ufficio provinciale del Comando Corpo Forestale è impegnato sia nella salvaguardia dell'ambiente e dei luoghi in funzione a tutta la normativa sia regionale che nazionale che ci dà questo compito e principalmente, come penso un po' tutti sapete, siamo impegnati nella lotta agli incendi boschivi, di sterpaglia e di erbacevali. Per quanto riguarda questo tipo di attività, diciamo, sul fronte degli incendi boschivi, dobbiamo dire che sul Real Monte negli ultimi 3 anni non sono successi fatti eclatanti. Mi ricordo un paio d'anni fa un incendio sulla pineta di Monte Rossello, ma niente di importante, come incendi di sterpaglie e vari. Dal punto di vista naturalistico e ambientalistico siamo stati impegnati un paio d'anni fa, ricordo, per quanto riguardava il controllo della scala dei turchi, quando c'è stata la prima chiusura a seguito all'ordinanza della Procura di Agrigento, e oltre a questo intervento, diciamo, che era mirato appunto alla salvaguardia della scala dei turchi, siamo impegnati per quello che può essere la disponibilità degli uomini e dei mezzi dell'ufficio al controllo del territorio e tutto quello che compete di conseguenza. Lo sviluppo del territorio di Real Monte non è soltanto la scala dei turchi. Tutti, quando pensiamo del sviluppo della costa realmontina, tutti pensiamo alla scala dei turchi, ma penso che ci siano tanti altri luoghi abbastanza interessanti che possono essere sviluppati e interessati. Mi riferisco a Monte Rossello, la torre di Monte Rosso, la Villa Romana e anche tutte le calette e le spiaggette di cui la costa agrigentina è abbastanza fornita. Il mio apporto sarebbe di illustrare esattamente quello che noi stiamo programmando per migliorare soprattutto la circolazione viaria. Infatti si ha intenzione di creare un'alternativa a questo percorso della SP68 in maniera tale da creare un circuito che ci possa consentire di installare, di imporre un senso unico, perché diventa importantissimo. Esperienze proprio vissute da me in estate, che con il doppio senso, nel momento in cui si incrociavano 2 mezzi pesanti, restava bloccato l'intero traffico con un grave pregiudizio per la sicurezza delle persone. E quindi questo è uno dei programmi. L'altro programma è migliorare le condizioni di accesso alla Villa Romana, allargando anche quella curva che è diventata realmente pericolosissima. Ecco, voi avete altre competenze sul territorio provinciale, diciamo, di Real Monte in particolare? Solo la viabilità che diventa un fatto fondamentale per quanto riguarda poi lo sfruttamento turistico, quello che si sta operando per ora, perché c'è stato un boom effettivamente che va sicuramente migliorato, organizzato
e va messa soprattutto in sicurezza. Questa è un'iniziativa sicuramente positiva, anzi bisogna rendere merito alle persone che lo hanno organizzato, in primo luogo all'amministrazione comunale di Realmonte, perché sollevare questo tipo di problematica in questo contesto è veramente importante sia dal punto di vista socio-economico che dal punto di vista naturalistico e ambientalistico, perché le due cose vanno sicuramente a braccetto e non sono imprescindibili. Tuttavia conoscere, secondo me, quello che è l'assetto geomorfologico della zona è di fondamentale importanza per andare eventualmente a cercare di mitigare dei fenomeni che ultimamente hanno portato alla ribalta questa zona.